Rieccoci primo di Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 e come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. In un momento difficile, abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, di questo periodaccio che sta attraversando l'Italia Nord, il nostro territorio, con la Lombardia, una parte dell'Emilia per via del coronavirus. Questa sera abbiamo invece stiamo parlando di regionali. Quando si faranno poi queste regionali? Deve ancora uscire la data, mi sembra, vero? Sì, deve ancora essere ufficializzato, si parlava del 24 o 31 di maggio, ma adesso la situazione così di emergenza in cui ci troviamo potrebbe anche portare a un posticipo della data. Il posticipo vorrebbe dire dopo l'estate, perché praticamente, oppure posticipo a breve di un mese? Non credo sia possibile dopo l'estate, penso di un mese, se dobbiamo capire quanto questa emergenza che stiamo vivendo possa durare. Io mi auguro duri poco, ma non lo sappiamo ancora. Bene, l'ho interrotta prima della pubblicità perché Arturo Lancioni stava programmando come vede il nuovo Veneto nel caso in cui lui dovesse vincere le elezioni regionali. Abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di innovazione ed eravamo rimasti sull'ambiente, mi sembra Sì, l'ambiente appunto è un altro dei grandi ambiti in cui non c'è una regia regionale, c'è solo una serie di politiche a, diciamo così, contenimento degli effetti sull'ambiente e delle attività dell'uomo. E qui invece io credo si debba iniziare a lavorare a monte, cercando di proteggere l'ambiente, di fare quegli investimenti che storicamente il territorio veneto ha vissuto, con i veneziani prima, anche con gli austriaci. Ci sono stati dei riassetti del territorio che hanno diciamo così, fatto del nostro territorio una cosa speciale. Direi forse unica al mondo nella gestione delle acque, nella gestione del territorio in senso lato. Qui dobbiamo tornare ad investire, a iniziare dalla montagna. Le politiche per la montagna della Regione Veneto quali sono? Ciascuno di noi, quando passa un valico alpino tra il Veneto e l'Alto Adige, la vede subito la differenza. Lì bisogna sostenere l'economia della montagna e azioni ce ne sono molte, ma venendo giù abbiamo tante cose da fare. La gestione dei bacini per il contenimento delle piene, è cambiato il regime di precipitazione della nostra regione, ci piaccia o no, col cambiamento climatico i giorni di pioggia sono molti meno. Quando passa quei valichi che lei ha detto prima, quando va in Alto Adige, l'Alto Adige è tutta montagna, è tutta Dolomiti, e quindi lì sono tutti del luogo. Scusi, no, le Dolomiti sono per 3/4 in Veneto. Non è tutte Dolomiti l'Alto Adige. Però l'Alto Adige... No, difendiamo le nostre Dolomiti. Non stavo... No, perché c'è questa idea che le Dolomiti... Quando le stavo spiegando, non nel senso che sono di qua o di là, però se lei va in Alto Adige è quasi tutta montagna, è tutto un territorio montagnoso più o meno, non è tutto. Termino il concetto, noi invece in Veneto abbiamo la maggior parte della pianura e quindi chi investe più in pianura che nella montagna. Di là devono solo investire in montagna, ecco per quale motivo. Però è un errore strategico? No, è vero, però per quale motivo lei quando passa un passo e vede le montagne di là, le vede in maniera diversa, sono d'accordo con lei, però lì hanno tutta la montagna, qui abbiamo la pianura e qui investono più in pianura, insomma tutto qui. Ma a me non sta bene, cioè noi dobbiamo lavorare bene sulla montagna del Comelico, così come sul delta del Po, che è un altro ambiente. Però io ho ridotto, però se ha pochi voti prende prima dove ha tanti voti e quindi prende la pianura, lì hanno tutti montagna e prendono tanti voti alla montagna solo. Allora, se mi sono spiegato bene o nel concetto. No, lei mi ha spiegato benissimo, però questo è un pragmatismo che non mi piace. Non devo fare le politiche per chi mi vota. Io devo fare ora li ha fatti tutti così. Vabbè, allora d'accordo. Allora va bene. Se lei vuole vincere devono votare chi ha la maggiore popolazione. Ma io mi auguro che le persone capiscano che le politiche vanno fatte per la tutela di tutto il territorio, anche di quelle poche persone che sono rimaste a presidiare il Comelico, a presidiare il Cadore. È giusto. Perché però noi ci concentriamo... mi scusi Lorenzoni, era un paragone nel senso dell'Alto Adige o del Trentino, dove lì il territorio è completamente diverso che dal Veneto. Nel Veneto la priorità è più la pianura e quindi viene vista la montagna un po' come una parte finale. È chiaro che lei poi quando va da Belluno
passa e va in Trentino, vede un altro tipo di montagna, sono d'accordo con lei, però lì investono più soldi per questo motivo, le dicevo. Ma io non so se sia così, guardi. Beh, investono più soldi, c'è l'autonomia, investono più soldi, insomma, nelle montagne. Beh, guardi, i dati che ho visto recentemente sull'autonomia fanno sì che nella provincia autonoma di Bolzano resti meno di quanto resta pro capite in Veneto, per cui non è un tema di autonomia. Attenzione a citare i dati senza conoscerli in profondità, ma quello che invece secondo me è importante, non ho mica detto Luis Dürrwalder, che ho conosciuto e che ha impostato le politiche che hanno portato questa fortissima crescita economica dell'Alto Adige, era una persona che aveva delle idee chiarissime, aveva individuato 4 aree di crescita dell'economia altoatesina e su quelle ha investito, concentrando le risorse su quelle: il turismo, l'agricoltura di qualità, l'energia e telecomunicazioni e innovazione. Su questi 4 settori ha fortemente concentrato, con le idee chiarissime. Questo voglio dire, dobbiamo avere le idee chiare su quelle che sono le cose e concentrare, ma con forza, gli sforzi in questo caso della regione, e qui i risultati vengono. Torno quindi a quello che dicevamo: investimenti mirati sul territorio che creano valore, creano lavoro, creano innovazione. La gestione del territorio è un'opportunità, secondo me, straordinaria per creare economia, e questo vuol dire anche, ed è una cosa che a me sta moltissimo a cuore, rinnovare il nostro parco degli edifici, perché stiamo parlando. In questo momento purtroppo abbiamo il coronavirus che ci prende, ma abbiamo un'altra minaccia forte, che è il cambiamento climatico, che rischia veramente di cambiare la vita di ciascuno di noi in maniera profonda. Dobbiamo farci fronte, e farci fronte non difendendoci, ma attaccando in senso buono, nel senso di prendendo l'opportunità per creare un'economia. Allora, rinnovare il nostro parco edilizio in senso di un'efficienza energetica può creare una forte economia del territorio, una forte competenza delle imprese e reddito, dando minori costi a tutti i cittadini. Io credo che investire sull'ambiente in senso lato, e quindi sulla tutela del territorio, ma anche sulla tutela del costruito, dell'antropizzato, sia un'assoluta priorità per il nostro territorio. Ma se non c'è una regia, non facciamo nulla. Allora, le parlavo prima dei trasporti, le parlo ora degli edifici, le parlo della tutela della montagna, del quindi territorio. Mi sembra di capire. C'è un'economia che sta aspettando di esplodere, ma dobbiamo accompagnarla. Che non va bene nulla come attualmente è la cosa, quindi bisogna cambiare parecchio, insomma, da come sta spiegando oggi. Ma sono dobbiamo molte cose cambiare da cambiare, radicalmente. Le ripeto, il governo della Lega degli ultimi anni è un governo di conservazione. Non ha sbagliato granché Zaia, sono d'accordo, ma non ha fatto nulla. Chi non fa non sbaglia, verissimo, ma se noi continuiamo a non fare, accumuliamo ritardo rispetto ai nostri sistemi economici concorrenti e non ce lo possiamo più permettere, perché ci scende la popolazione, ci scende il reddito pro capite, scende la qualità della vita di ciascuno di noi. Io sono stanco di vedere, io ho lavorato tanto a cavallo tra Padova e Milano prima di fare l'amministratore, e quando ho iniziato non avevo nessun, diciamo così, complesso che il nostro sistema economico, anzi eravamo negli anni 90, il Veneto era visto dai lombardi come, caspita, voi veneti correte. Adesso è completamente invertito il rapporto, perché negli ultimi 20 anni loro sono riusciti a fare il sistema. Per carità, hanno Milano che è un aggregatore di risorse forte, va bene, noi abbiamo un sistema metropolitano distribuito, quindi è un sistema diverso, ma dobbiamo invertire questa cosa qui, cioè dobbiamo tornare a fare del Veneto quel sistema che è invidiato da tutti, e lo possiamo fare, cioè basta smettere con questo atteggiamento di azione solo come reazione ad un'emergenza, reazione ad uno shock, e iniziare a riprendere quel ruolo di programmazione che deve avere l'amministrazione regionale, che è mancato completamente. Quindi la sua battaglia per la candidatura al Presidente della Regione sarà proprio in questo senso, ribaltare il Veneto, insomma, mi sembra di capire. No, ribaltarlo no, perché per fortuna... È un modo abbastanza semplicistico, sì, però ha capito cosa intendevo. No,
cambiare l'attitudine del governo regionale verso la propria economia, il proprio ambiente e le proprie persone. Questo io auspico di fare quanto prima. Andiamo, come affronterà tutta questa campagna elettorale? Guardi, Adesso entriamo nei particolari, come la affronterà? Avrà bisogno di un autista, gira tutti i giorni, perché se verrà fatta a fine maggio, però naturalmente, come mi sembra di intuire, di capire per via di quello che sta succedendo, potrà avere un ritardo di 15 giorni, un mese, insomma, più o meno. Quindi è una bella battaglia, una bella campagna elettorale. Come la farà Lorenzoni questa campagna? Ma io devo dire che fin da subito ho ricevuto una risposta da parte degli amministratori locali, da parte di persone distribuite sul territorio, che mi ha sorpreso positivamente. C'è la voglia di dire sì, dai, tu sei la persona che ci può dare una mano a fare una proposta diversa. E ci sono tantissime persone che in ambiti specifici stanno contribuendo a dare le idee, a dare delle proposte specifiche per ciascun territorio, perché sicuramente quello di cui ha bisogno il territorio del Garda è diverso dalle Dolomiti ed è diverso dalla Riviera. Quindi c'è questo lavoro corale che io credo porterà nei prossimi mesi i veneti a rendersi conto che un governo della regione diverso e più vicino a loro è possibile, è auspicabile. Come farà questa campagna? E questa campagna quindi sarà questo abbiamo capito, in maniera pratica, partirà, comincerà a fare città per città, in senso logistico le sto facendo domande. Il programma l'abbiamo intuito, io auspico poi di poter presumo che lei lo metterà su nero su bianco, insomma, giusto? Ma certamente sì, lo metteremo. Dopo aver messo nero su bianco il programma, come lei inizierà questa battaglia elettorale? Dove partirà? Ha una città dove inizierà a fare la sua campagna elettorale, ha già iniziato un modo di poter lavorare per poter costruire la conoscenza dei cittadini nei suoi confronti? Ma guardi, il primo passaggio è presentare la squadra che non è ancora definita, nel senso che abbiamo ancora delle trattative con alcune forze politiche perché possano far parte. Quando la presenterà? Devo dire che il virus anche su questo introduce ritardo perché ci rende difficile. Quante persone sarà composta? Cosa composta? La squadra sua? La mia squadra non lo so, non sarà sicuramente una squadra, diciamo così, più o meno, uno stuolo, più o meno. Ma sicuramente ci vuole alcune persone che mi diano una mano e che mi aiutino nel... Di quale provincia del Veneto? Ma io vorrei essere presente in tutte le province e le spiego. Io credo che incontrare le persone e far comprendere le motivazioni che mi spingono a fare questo sia la chiave più diciamo così, efficace nel far comprendere il progetto a cui stiamo lavorando. Per cui l'auspicio è di riuscire a incontrare... Io le faccio una domanda logistica, ovviamente abbiamo parlato del programma che farà, però adesso le sto chiedendo ragione come farà. Allora lei dice: io coinvolgerò tutte le persone del territorio veneto, cioè di tutte le province, mi sembra di capire, nella squadra. Ho già tutta una serie di messaggi che mi chiedono una presenza in diversi posti del Veneto. Io ho intenzione di visitarli tutti, dovremo mettere in fila, nel senso che solo quelli che ho ricevuto in questa settimana mi occupano moltissimo tempo, e per cui dobbiamo trovare il modo di diciamo così, incastrare in maniera intelligente le presenze. Ha bisogno di ufficio stampa, di autista, ha bisogno di tante belle cose. Qualcuno mi ha detto anche di un dietista, perché affrontare la campagna... non è insomma molto... No, però dice... Cioè, dovrei farla io da questo punto di vista. No, ma per evitare di pagarla dal punto di vista fisico ci vuole anche chi sostiene i liquidi, queste cose qui. Attento, credo sia... Non ci avevo assolutamente pensato, ma però mi sono reso conto che sia importante anche questa. Però questo ovviamente le impedirà anche di essere in città, e quindi la settimana scorsa ho avuto il sindaco di Padova, ha detto Arturo Lorenzoni capirà, perché è una persona molto molto intelligente, tu che l'ha anche indorato moltissimo, ha capito perché non potrà coesistere le due cose. E tanti mesi fa il sindaco ha detto: se qualcuno si candida per le regionali, ovviamente non può per ovvietà di cose lavorare in comune. Quindi cosa farà lei? No, quindi stiamo preparando le condizioni perché chi prenderà il mio posto possa subentrare in tutte le cose che sto facendo senza traumi. Con il sindaco ci siamo parlati anche... Chi prenderà il suo posto? Questo è un po' prematuro per dirlo, nel senso che... Vabbè, no, il sindaco già aveva detto l'altra volta che sicuramente deciderà lui, però ha detto saranno ovviamente qualche rappresentante di coalizione. Ma io penso che gli equilibri all'interno della giunta, all'interno della maggioranza debbano rimanere inalterati, per cui sicuramente sarà persona che avrà la fiducia delle forze politiche che mi hanno sostenuto. E io mi auguro di poter dire anch'io la mia, perché ritengo che ci siano tutta una serie di tematiche che tecnicamente richiedono delle competenze molto particolari. Ma lei può dirla sua dappertutto allora adesso?
Ma no, sempre nel rispetto di tutti. No, sto scherzando, Lorenzoni. Però allora praticamente a Padova, e quando succederà questo passaggio che lei inizierà a dedicare il suo tempo interamente alla regione, per la candidatura regionale? Ma guardi, questo lo vediamo nei prossimi giorni, appunto, come dicevo, non ho la fretta, nel senso che vedo che per il momento riesco a gestire le cose senza traumi né da una parte né dall'altra. Non appena è definito e concordato le cose con le forze politiche, ci sarà il passaggio. Lei nella sua testa già chi potrebbe sostituirla come vice sindaco, Sì. Anche con le deleghe che ha lei? Sì, proprio partendo dalle deleghe che ritengo che È un siano uomo o delle una deleghe. donna? Questo non glielo... Mi dica, mi aiuti, no? È un No, uomo o una donna? Mi aiuti lei, nel senso che io... Sì, no, io devo aiutarla se lei mi aiuta. aiuti. No. No, mi aiuti, parliamo d'altro. Allora potrebbe essere una donna? Perché no? C'è un 50% di probabilità che sia donna. Lei sta facendo il politico in questo momento. Il Io mestiere sto in questo facendo il momento. giornalista e le chiedo, anche se ho qualche in mente qualche nome, però non, se lei mi dice non dirlo, però l'importante è che la cosa vada risolta per il bene della città di Padova, perché ovviamente una sua non presenza ovviamente comporterebbe delle perdite anche per quel lavoro che aveva iniziato, quindi magari il suo successore dovrà proseguire, e il suo lavoro era il tram, era ovviamente le piste ciclabili, le bici, il piano dei parcheggi, la revisione della zona traffico limitato, la mobilità condivisa, cioè sulla mobilità abbiamo una progettualità esuberante. Si è messo d'accordo poi col tram con gli abitanti di Volta Barozzo di cambiare percorso, mi sembra. Ma lì Lui alle ultime riunioni ha detto... Sì, abbiamo fatto degli incontri lì a Volta Barozzo, abbiamo presentato le alternative e si è dato un input a quell'analisi multicriterio per poter scegliere. Ecco, vedo che la grafica è tempestiva, complimenti alla regia, per poter scegliere il percorso che impatta meno sul quartiere e su tutte quelle variabili che concorrono alla decisione. Ecco, ma lì nonostante questo ha trovato un accordo, un ampio accordo per gli abitanti, oppure... Ma sì, io devo dire che la stragrande maggioranza degli abitanti di Volta Barozzo si rende conto che un investimento di questo tipo crea del valore in ciascuno di loro, cioè il valore delle case aumenta. E le faccio un esempio, una casa di 100 metri quadri che aumenti di 100 euro al metro quadro di valore, sono 10.000 euro di valore creato così. Sente, per la storia dei parcheggi? Per la storia dei parcheggi stiamo facendo un bellissimo lavoro con l'ingegnere che è entrato in forze nella nostra partecipata APS e che sta facendo uno studio molto dettagliato sul posizionamento e sui flussi di traffico legati appunto ai parcheggi, e sulla base di questo avremo un'indicazione di dove collocare i nuovi parcheggi e di quali siano, diciamo così, cioè gli che incentivi senso anche collocare i nuovi parcheggi? Ma c'è il discorso della Prandina che vedo che sta passando in video, ma c'è anche il discorso dell'investimento possibile in prossimità della stazione ferroviaria in via Sarpi, dove c'è la possibilità di realizzare una struttura moderna e Ecco, accattivante. senta, per quanto riguarda le strutture moderne nei parcheggi, abbiamo avuto delle lamentele, non so se è lei che devo fare riferimento come amministrazione oppure mi dicono, facciamo l'esempio, il parcheggio vicino allo IOV, il parcheggio non è controllato, giusto? Quello è un parcheggio privato, non è dell'amministrazione. Ah, non è dell'amministrazione quel No. parcheggio lì, perché quel parcheggio lì alla sera ci sono sempre qualcuno e molte persone hanno paura di entrare perché non è sicuro, e specialmente delle donne singolarmente, perché c'è sempre qualche ometto che va lì e non funziona come si alza la sbarra, e quindi vanno lì e prendono paura, e quindi hanno paura di parcheggiare all'interno di quel parcheggio. Allora E quindi facciamo intervenire la polizia municipale perché è privato sera, e quindi non è nell'amministrazione. Però se ci sono degli episodi di questo tipo di cui non mi era giunta voce, ma senz'altro facciamo intervenire la le polizia. controlli, adesso noi faremo anche un servizio con i nostri ragazzi, manderemo una sera, perché c'è sempre qualcuno che non riesce a andare, va lì, di chi c'è, però ovviamente se è una donna singola che deve andare in ospedale prende paura perché Certo. è singolo, e pensavo facesse parte invece totalmente privato. È totalmente privato, in parte è dato in concessione all'azienda ospedaliera che ha dei posti per i dipendenti,
ma non è gestito, è gestito da una società privata. Ok, era solo per questo, perché se la gente dice ok, toglie dei parcheggi, fai all'interno appunto di questi parcheggi a più piani, multipiani, e ovviamente non sono custoditi, e ovviamente di sera qualcuno ha paura, se è singolarmente, specialmente se è una donna. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte e ho altre cose da chiedere al vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni. Tra poco.